Il più cordiale saluto amici della Wii Sport, Antonio Correa è pronto a raccontarvi del recupero della 18ª giornata del campionato di terza categoria. Per il girone unico dal Marullo di Bisconte scendono in campo i padroni di casa dell'SC e il Casalvecchio Siculo. 4-2-3-1 per i ragazzi di Mister Creazzo che scendono in campo con Lucchesi tra i pali a linea difensiva formata da Lamanna, Brianti, Sottile e Mancuso, a centrocampo Billè e Santoro. Il trio di fantasisti è formato da Antero, Alessi e Cosmin, alle spalle dell'unica punta Mirko Centorrino, a secco da ben 5 turni. Una ghiotta occasione per i ragazzi dell'SC per avvicinare la capolista Lipari, impegnata nel prossimo turno nella sfida al vertice contro il CUS. Dall'altra parte però il Casalvecchio ha l'obbligo di cercare i 3 punti per avvicinare la zona playoff. Assenze pesanti in casa SC con il presidente Cariolo e Bengala assenti pesanti in difesa. Cercheranno però, come abbiamo visto dalle tribune, di non far mancare il loro apporto alla causa, e noi partiamo a raccontarvi del primo tempo che vedrà il Casalvecchio Siculo attaccare da sinistra verso destra ai posti delle schermi in completo giallo e bianco. Dall'altra parte i ragazzi dell'SC che partono subito forte. Qui la sponda di Antero a cercare Centorrino anticipato dal difensore. Qui poi la punta dell'SC travolge il portiere Presto per il direttore di gara e fallo in attacco. Prova allora a farsi vedere il Casalvecchio Siculo. Qui il pallone viene sventagliato da centrocampo, cerca il corridoio verso Santoro, ancora il pallone per Vittorio che prova il sinistro. Il pallone va al lato della porta difesa da Lucchesi, già provato il centravanti di mister Moschella. Ancora Santoro a cercare Centorino, bellissima la sponda per Cosmin che prova il destro da fuori. Il pallone va ampiamente al lato della porta difesa da Presto, ancora SC in avanti. Qui Cosmin trova il corridoio giusto per Centorrino, tocco di mano, l'azione prosegue, Centorrino segna e protesta contro il direttore di gara, ma ciò che conta è che arriva il calcio di rigore. Rivediamo a rallenti il tocco netto di mano del difensore del Casalvecchio che verrà anche ammonito sul punto di battuta. Arriva il giovane Cosmin con la maglia numero 10 sulle spalle, il portiere Presto è pronto ad affrontarlo. Cosmin ci prova con il destro, palo clamoroso, il pallone torna a Cosmin ma chiaramente viene fischiato il fallo e allora si riparte con il Casalvecchio in avanti. Qui il pallone in avanti per Santoro che prova questo destro che però non crea nessun problema al portiere Lucchesi. Ancora Casalvecchio che cerca così di smorzare gli attacchi dell'SC che però recupera palla con Cosmin. Qui Santoro trova il corridoio giusto per Centorrino che da lì non sbaglia mai. 1-0 SC. Rivediamo a rallenti il perfetto assist da parte di Achille Santoro e Mirko Alessio Centorrino. Dopo 5 turni in cui non era riuscito a trovare la via della rete, va a segnare il gol dell'1-0, festeggia verso le tribune. Il gol è dedicato al dirigente dell'SC Giuseppe Vita che ieri sera festeggiava il compleanno. Continua allora il match con il Casalvecchio che cerca il pareggio. Qui l'azione con il portiere Lucchesi che però riesce a respingere e poi Brianti rinvia così. Arriva però il primo cambio per mister Creazzo, esce per problemi fisici Antero, entrerà Amato. Non cambia nulla nel modulo però vedremo se l'SC continuerà a spingere, ma non c'è più tempo in questo primo tempo. Infatti arriva il duplice fischio del direttore di gara nel segno dell'SC, nel segno di Mirko Alessio Centorrino. Questa prima frazione è l'1-0 in questo momento a tenere banco. Ancora una bella coreografia dalle tribune del Marullo di Bisconte e noi passiamo a raccontarvi del secondo tempo che vede l'SC continuare a spingere sin dall'inizio. Qui ancora Santoro per Alessi, alza la testa, vede il compagno Amato, è perfetto il suo lancio. Ancora Amato con il sinistro, il pallone al centro, Centorrino cade così a terra, frana a terra, forse però non era calcio di rigore e infatti l'azione prosegue. Un buon tentativo questo dell'SC. Il Casalvecchio allora si riporta in avanti. Qui il colpo di testa di Vittorio parato senza grossi patemi dal portiere Lucchesi. Ancora SC in avanti qui con Cosmin che cerca Santoro. Un bellissimo lancio qui per Amato a tu per tu col portiere Presto. Ancora Amato col sinistro, spreca tutto il fantasista di mister Creazzo e il risultato resta sull'1-0. Arriva il secondo cambio per l'SC, infatti di lì a poco entrerà Arena per il dolorante Brianti. Ci prova su calcio di punizione il Casalvecchio ma il tentativo del proprio capitano va alto. SC che allora si riporta in avanti ancora con Santoro. Oggi una partita ad altissimi livelli per lui. Il pallone per Alessi che prova col destro, è potente ma centrale e il portiere Presto può
allontanare il Casalvecchio, allora cerca alla disperata di ributtarsi in avanti. Qui il pallone al limite dell'area dell'SC, la conclusione da parte di Trovato, che per poco non trova il bersaglio grosso con questa conclusione dalla lunga distanza. Ultimo cambio per mister Creazzo, infatti entrerà Piccione e uscirà Alessi. SC allora che si riporta in avanti proprio con il neoentrato Piccione, che serve così. Centorrino scavalca il portiere presto, deve però rientrare Centorrino, che vede i compagni entrare in area, non gli serve, prova la conclusione con il destro, un po' egoista qui il centravanti di mister Creazzo. L'azione poi proseguirà con questo bellissimo lancio ancora per Centorrino, che prova così col destro, anticipa l'intervento del portiere ma manda al lato. Rivediamo a rallenti la conclusione di Centorrino, che chiede un calcio di rigore, sarebbe stato però sicuramente troppo. Arriva quindi il triplice fischio del direttore di gara, finisce così 1-0 per l'SC in questa partita contro il Casalvecchio Siculo. Ancora 3 punti che l'avvicinano alla capolista Lipari. Da Antonio Carré per Wisport è proprio tutto, alla prossima.